C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici ad una nuova puntata di Centro Anch'io. Oggi vi vogliamo raccontare le mura di Piazzale Canton Mombello, via Spalti San Marco e via Fratelli Lechi. C'entro anch'io. Le mura di Brescia vennero abbattute tra il 1907 e il 1911 per lasciare spazio a nuove strade che permettessero maggiore fluidità del traffico cittadino sui cosiddetti ring e controring. Fino ad allora le imponenti mura medievali, potenziate nel Rinascimento dai veneziani, circondavano la città da Porta Trento a Piazza Garibaldi, da Piazza Repubblica a Porta Cremona e dalla Pusterla a Piazzale Arnaldo. Ogni angolo di queste imponenti mura era chiamato cantone, ad esempio l'angolo a nord-ovest era noto come Canton dell'Albera. Quando le mura furono abbattute, l'unico tratto che venne conservato fu Spalti San Marco, chiamate anche Canton Mombello, cioè l'angolo a sud-est, che era stato rinforzato nel 1610 poiché quella era una delle zone più difficili da difendere in caso di attacco e assedio. Per un certo periodo durante l'Ottocento le mura diventarono un luogo di passeggiate per la nobiltà e la borghesia bresciane, con tanto di chioschetti e terrazze panoramiche. A fine Ottocento però anche l'ultimo tratto di mura, quello di Canton Mombello, fu destinato ad un diverso utilizzo. Venne costruito il nuovo carcere di Brescia che prese il nome di quel cantone e che fu inaugurato nel 1914. State a sentire il motto di oggi: se i genitori tacca bega per neuf, i fioi i garamai nagalina. Attenti che tra pochissimo iniziano le interrogazioni, C'entro anch'io. Bene, allora dai, abbiamo aperto il registro e ora iniziamo a interrogare. Attenzione, se i genitori tacca bega per neuf, ignari i garamai nagalina. Che sa tradurlo? Sì, se i genitori litigano per un uovo, i ragazzi non avranno mai neanche una gallina. Cioè? E cioè se si perdono in piccolezze, poi alla fine l'esempio che danno non è buono, per cui anche i ragazzi si troveranno senza niente in mano. Questo è il dialetto bresciano, lei non è bresciano. No. Dov'è? In Calabria. Vabbè dai, con un piccolo sforzo risaliamo lo stivale. Se i genitori tacca bega per neuf, ignari i garamai nagalina. Lei sa tradurlo. No. Se i genitori. È complicato. Però ignari sa, da quanti anni? I ragazzi. Beh, almeno la seconda parte mi si deve applicare. Ignari i garamai nagalina. Figura. Beh no ragazzi, questa cosa la dobbiamo fare, come potevamo non fermarla? Eccolo qua, ciao! Ciao. No, ma dico, ma che fai da queste parti? Non sei già abbastanza in alto qui, cioè... Mi alleno, bisogna andare sul reale ad allenarsi. È la prima volta che ci capita di intervistare qualcuno così in alto, insomma. Allora, come ti chiami? Daniela, Allora Daniele, non so, hai mai sentito questo detto? Se i genitori i tacca bega per neuf, ignari i fioi i garamai nagalina. l'ho sentito adesso perché me l'hai detto te. Ecco, è la prima volta che lo sento. Prova a tradurlo, tu sei bresciana? No, sono romagnola, però questo qui potrebbe voler dire che se i genitori si mettono a litigare per un uovo, i figli consanguinei non potranno mai avere la gallina. Gino e Piera, guardate che bella coppia. Allora, signora Piera, se i genitori i tacca bega per neuf, ignari i garamai nagalina, che significa? Penso che non abbiano niente, penso che abbia, perché se bisticciano per le uova. Bene signora, lei signor Gino conferma? Certo, Vuol contraddire la moglie. Oh, giriamoci ogni tanto perché state aspettando il bus, no, possiamo ancora camminare con calma. Allora Manu, stringi sugli occhi di questa ragazza, se c'è qualche produttore all'ascolto, qualcuno interessato, guardate che con questo sguardo lei farà una carriera strepitosa. Come te la cavi col dialetto, Marta? Benino, i miei nonni lo parlano, io non molto. Ma quando te lo parlano tu lo capisci? Sì, pressa poco. Se i genitori tacca bega per neuf, ignari i garamai nagalina, che significa? Se i genitori si arrabbiano per un uovo, i figli non avranno mai la gallina. Tu la gallina ce l'hai? Però è la bicicletta. Ah, il moroso, Marta. No,
Bene, chiudiamo anche questa puntata allora con la spiegazione di questo detto: se i genitori t'accabega per neuf, i fioi i garamai na galina. La traduzione è facile: se i genitori litigano per un uovo, per cose piccole, semplici, di poco conto, i figli non avranno mai la gallina. Come dire che l'unità familiare dipende tante volte anche dai genitori e le scelte dei genitori spesso ricadono sui figli. Grazie amici per essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima puntata, ciao!